Buonasera a tutti e benvenuti. Si gioca questa sera la gara tra Idma Nuova Pallacanestro Treviso e Futurosa Trieste, valida per la quinta giornata del girone di andata. Diamo il benvenuto alla squadra ospite. Numero 1 Giulia Vicentini, numero 2 Milagros Mazza, numero 8 Teresa Donato, numero 10 Italia Capucci, numero 11 Elena Vivo, numero 14 Capitano Costanza Miccoli, numero 17 Zara Rotto, numero 21 Marisol Bazzara, numero 24 Eleonora Cressato, numero 30 Sofia Ravalico. Il coach è Andrea Mura. Un grosso applauso per le nostre ragazze. Numero 0 Capitano Elena Strelli, numero 2 Emma Franceschini, numero 3 Benedetta Bucchetti, numero 4 Fabiana Prete, numero 7 Marta Buranella, numero 10 Matilde Baroni, numero 12 Elena Casetta, numero 14 Edita Palenti, numero 19 Elea Giacò, numero 22 Zelda Vitora. Il coach è Mario Conte. Arbitrano la gara i signori Filippo Cabinato e Mattia De Rico, ai 24 Riccardo Bonato, al referto elettronico Sara Viberti e al cronometro Francesca Zecchinato. Adesso tutti in piedi per l'inno nazionale italiano.
Buon pomeriggio, buona serata ormai dal palazzetto dello sport di Treviso, dove si affrontano naturalmente per il campionato di Serie A2 femminile Girone B la formazione di casa, ovvero la compagine della IVMA Treviso e il Futur Rosa di Trieste. È una gara che riveste importanza, anche se è una gara nelle parti basse della classifica, ma riveste importanza soprattutto per la formazione di casa, che deve ritornare alla vittoria dopo la sconfitta casalinga, infatti contro Rovigo. È arrivata un'altra sconfitta ad Ancona per 67-62 la scorsa settimana. Oggi la IVMA affronta in casa la Futur Rosa Trieste, che è reduce da una sconfitta casalinga contro l'Alpo per 72-80. Futurosa è ancora a 0 punti in classifica, quindi capite come la situazione sia abbastanza importante, anzi senza l'abbastanza, insomma, per quanto riguarda soprattutto le due formazioni, ma soprattutto la formazione di casa. Arbitreranno l'incontro i signori Filippo Cavinato e Mattia De Rico, ma diamo un'occhiata anche alle compagini che scenderanno in campo tra poco. La Futurosa Trieste porta sul rettangolo di gioco Giulia Visentin, poi Milagros, Teresa Donato, Quintaglia Kaczynski, Elena Divo e la capitana con il numero 14 Costanza Miccoli, vecchia conoscenza della pallacanestro femminile, Zala, poi con il numero 21 Marisol Bazzara, con il 24 Eleonora Cressati, con il 30 Sofia Ranalico. Il quintetto per quanto riguarda Trieste è il seguente: con il numero 6 Milagros, con il numero 8 Donato, con il numero 10 Quintala Kaczynski, con il numero 14 la capitana Costanza Miccoli e con il numero 17 Zala. Il coach è Andrea Mura. Mentre per quanto riguarda la formazione di casa, l'IVMA Treviso, troviamo il quintetto base formato dalla capitana Elena Streri con il numero 0, con il numero 4 Fabiana Prete, con il numero 14 Edita Falenzic, con il numero 19 Elea Giacuote, con il numero 22 Sveva Nicora. Per quanto riguarda la rosa compaiono anche Emma Franceschini con il numero 2, con il numero 3 Benedetta Bocchetti, con il 7 Marta Buranella, con il 10 Matilde Baron, con il numero 12 Elena Casetta. Il coach è Mario Conte. Arbitrano, vi dicevo, l'incontro i signori Filippo Cavinato e Mattia De Rico. Ai 24 c'è Riccardo Bonato, al referto elettronico c'è Sara Viberti e al cronometro Francesca Zecchinato. Mi pare che tutto sia pronto ormai per dare il via a questo match, che naturalmente, come vi ho detto in apertura di collegamento, riveste particolare importanza per la formazione di casa, che perde il primo pallone al salto a 2 e allora può manovrare la prima azione d'attacco la formazione del Futur Rosa Trieste, che manovra per andare subito al tiro dai 3. Vediamo come gira e in effetti no, poi si sceglie di penetrare, palla che viene ancora lasciata e scaricata fuori, con i primi 2 punti per la formazione triestina, che va sul 2-0, quindi la prima apertura è di Trieste. Replica subito la formazione casalinga, la formazione di Treviso. Attenzione, manovra la capitana Streri con palla tra le mani, cerca il taglio ben riuscito, va sotto con Jacquot che si gira bene in area e trova i primi 2 punti della sua serata. Anche lei è fondamentale che entri in partita da subito questa giocatrice, che può sicuramente fare la differenza appunto per le trevigiane. 9 minuti e 03 da giocare, buono il tentativo di taglio, poi c'è un tocco ma non è bastato e la palla può essere ripresa e rigiocata dalla formazione trevigiana, quest'oggi in maglia bianca con contorni e con riporti appunto rosso-blu. Per giocare ancora con il numero 4 Fabiana Prete, che porta palla per Falenzic, che prova a girare il pallone, un pochino lenta il giro palla per il momento, poi Preti va a riprendersi il pallone, lo scarica ancora, cerca l'entrata di Jacquot, poi una buona palla questa su cui il numero 22 Sveva Nicora va a prendersi un fallo e quindi andrà direttamente dalla lunetta per cercare le trasformazioni di questi 2 tiri liberi che è andata a guadagnarsi con questa penetrazione in area. Primo tiro libero e non è trasformato, rimane sulla situazione di pareggio 2-2. Il secondo tiro libero per Sveva Nicora.
ed è buono questa volta, passa in vantaggio la formazione di casa 3-2, tutto dalla parte opposta con Milagros che porta palla per la numero 10 Quintala Kaczynski. Ancora attenzione, questa palla che va fuori dalla linea per tentare il tiro da 3. Ancora abbiamo visto che entrambe le formazioni durante il riscaldamento hanno provato soprattutto i tiri da 3, lo ha fatto anche Treviso con molta insistenza e con particolare riguardo anche per alcune giocatrici che sono in campo e che anche trovano posto in panchina, che hanno centrato appunto il canestro da diverse posizioni. Ricordo come 15 giorni fa la partenza di Treviso fu a bomba per quanto riguarda i tiri da 3, poi si spensero piano piano durante la partita e questo provocò la sconfitta appunto casalinga. Perde palla ancora la formazione di casa, prova ad imbastire un'altra azione di riporto, sì, con un buon punto, anzi buoni 2 punti per quanto riguarda la formazione triestina, con Prete adesso che va a prendersi il pallone. Adesso si è velocizzato un po' il gioco, ancora Prete che cerca la risoluzione da 3, non riuscita, prende palla, il rimbalzo è buono, poi sceglie la penetrazione, la capitana che però non è fortunata, la palla che esce, quindi costringe adesso ancora ad inseguire la formazione trevigiana contro Trieste. Si arrabbia un pochino Andrea Mura dalle parti appunto della panchina triestina, si arrabbia anche adesso con questo. È buona questa azione in velocità condotta dalla formazione trevigiana che porta ancora al tiro Sveva Nikora, che va a segnare un altro importante raccolta di punti. Buono il tentativo di andarsene in penetrazione, poi in qualche maniera riesce a deviare la capitana Streri, in palla che è toccata proprio dalla capitana e quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo campo per quanto riguarda la compagine triestina. Il tentativo di 3 non riesce, non va a buon fine, si arrabbia ancora il coach triestino che non vede nella soluzione da 3 per il momento appunto la miglior risoluzione. Streri viene stoppata e fermata, poi il tentativo di ripartenza stava quasi per non completarsi, poi riesce in qualche maniera a portare avanti la palla Milagros che la cede a Kaczynski cerca la sua compagna, viene a darle una mano la capitana Costanza Miccoli, poi l'arbitro vede qualcosa, l'arbitro vede il fallo e quindi sul tiro del numero 17 Zala, e il fallo mi pare del numero 19 e quindi si riprenderà con una rimessa, palla a favore della formazione triestina. È buona e c'è una disattenzione difensiva in questo caso perché tutta sola non ha avuto problemi nel trasformare a canestro, poi Prete che viene in avanti cerca di portare la palla lontana dal suo canestro, attenzione ancora con molta difficoltà, raddoppio molto bene per quanto riguarda Trieste, poi il tentativo di andare a canestro da parte di Falenzi che non riesce, dalla parte opposta nemmeno, e quindi c'è stata questa velocissima ripartenza da parte della formazione triestina che però non si è concretizzata e quindi nulla di fatto, con il punteggio che rimane sul 9-5 per Trieste, con 4 lunghezze di vantaggio per Trieste che è partita un pochino meglio rispetto alla formazione trevigiana che non ha trovato trasformazioni da 3 ancora. Attenzione, Prete che viene dentro, poi la palla la cede fuori sulla linea dei 3, non trova il canestro e allora può ripartire la Futurrosa Trieste ancora con Milagros indietro per il numero 14 Costanza Miccoli, viene fermato il passaggio di Kaczynski, quindi non passa la Miccoli, che adesso ci sarà un primo cambio per la formazione triestina perché Mura ha mandato sulla sedia del cambio il numero 21 mi pare Marisol Bazzana, e allora ci sono i 2 punti aggiunti per Treviso. Kaczynski
È buona l'azione in velocità, però poi non concretizzata dal canestro, e allora 4 minuti e 39 al termine. Buono altrettanto la manovra di Treviso, che poi non si concretizza anche in questo caso. Un pochino di frenesia nell'andare al tiro, mentre dalla parte opposta la frenesia non ce l'ha Costanza Miccoli, che porta le sue a 11 punti a 7, quindi 11 Trieste, 7 Treviso, con palla portata e manovrata in avanti dalla capitana. C'è il fallo, cambio, ecco che esce Kaczynski ed entra, come vi dicevo, il numero 21 che è Marisol Bazzara. In marcatura subito sulla capitana Streri. Ancora gira il pallone, bene dalla parte opposta, gira bene la palla, purtroppo non è stata fortunata nel tiro da 3 per la capitana Elena Streri, nulla di fatto. 11 a 7 ancora, ci sono i passi fischiati alla giocatrice numero 6 Milagros del Futurrosa Trieste. Si arrabbia un attimino il coach, che chiede scusa alla coppia arbitrale per aver così un po' gridato e un po' fuori tono, ma l'arbitro ha tranquillamente detto tranquillo, non ci sono problemi. E allora in avanti ancora la formazione di casa che manovra per portare palla, entra, sceglie la penetrazione, viene stoppata molto bene, forse l'ultimo tocco di una maglia bianca e di una trevigiana, perché Zala è riuscita a concretizzare la sua stoppata iniziale, poi palla che è terminata sul fondo. Ancora Milagros che gira bene con il numero 17 Zala, che penetra per il numero 14 che va al tiro, era Costanza Miccoli, ancora al tiro non riuscito, poi una brutta ripartenza di Treviso che costringe poi al fallo difensivo. C'è un cambio intanto sulla sedia del cambio, c'è il cambio per la capitana Streri che lascia il posto al numero 7 Marta Buranella. Cambio anche tra le fila della formazione di Trieste, Futurrosa Trieste, che fa entrare in campo una nuova giocatrice, Marisol Bazzara, il numero 21, mette dentro il primo tiro libero e si appresta a battere il secondo quando mancano 3 minuti e 19 al primo quarto. Mette dentro anche il secondo e quindi Trieste raggiunge quota 13 a 7 per Trieste nel primo quarto qui alla Pala Pasquale di Treviso. Ancora Prete a manovrare, fa girare palla per Falenzic, c'è ancora Prete, ci provano loro due, poi scivola in qualche maniera Prete, palla che termina fuori, allora Marisol, la neoentrata, si ferma, poi riparte improvvisamente, trova il cambio e trova il passaggio su Milagros, che allora decide di mettersi in proprio, palla che non gli viene data la possibilità, poi gira bene la palla Futurrosa con il Marisol Bazzara, che va a mettere dentro questa palla. È sicuramente un bel cambio quello che ha effettuato Mura con fuori Kaczynski e dentro appunto Bazzara, perché ha portato e ha dato risultato 16 a 7 per quanto riguarda la formazione trevigiana, che ha purtroppo accusato questa battuta a vuoto in questo primo quarto. Diamo un'occhiata anche ai punti in totale della formazione trevigiana in questa sesta giornata, in questa quinta giornata del campionato di basket di Serie A2 femminile. È un attacco quello di Treviso che in proporzione a quello della Futurrosa Trieste, nonostante la situazione sia migliore per Treviso a livello di punteggio, che è più basso. 262 sono i punti per Treviso segnati, 279 sono quelli della Futurrosa Trieste. A subirne di più è sicuramente la Futurrosa Trieste con 312, mentre la Martina Treviso, l'NPT oppure l'IVMA
come c'è la sponsorizzazione quest'anno, l'Ilma Treviso ne ha totalizzati 276, ne ha subiti 276. In avanti ancora la formazione di casa che passa la metà campo con la sua numero 7 Marta Buranella, poi Prete che è affidata a lei la ripartenza, poi da 3 è buona ed è Buranella che prova a scuotersi e prova a scuotere le sue, 10° punto, un tiro da 3 molto buono che va ad avvicinare appunto la formazione trevigiana. Questa che è entrata è Marisol Bazzara, scatenata perché effettivamente ha inciso nel cambio che ha effettuato Mura in precedenza. Va alla rimessa in gioco Zala. Ecco la ripartenza di Trieste con la palla sulla solita Milagros viene dentro molto bene, poi la palla non è concretizzato il canestro, ma lo concretizza Miccoli che mette dentro altri 2 punti importanti, porta la sua squadra a 18 punti in questo primo quarto. 1 minuto e 54 alla sirena del primo quarto da giocare, quindi con la formazione di casa che è sotto, è stata fin dalle prime battute dell'incontro. Falezzi che fa girare ancora Falezzi, palla che viene centrata sotto le planche, palla però che viene fermata e gioco che viene fermato perché c'è stato il fallo visto appunto ai danni della giocatrice di casa. Va alla battuta adesso per rimettere in gioco Benedetta Bocchetti. Benedetta Bocchetti con palla tra le mani trova una compagna libera con qualche difficoltà, però riesce a girarla, poi il tiro da 3 di Prete ancora sul canestro che sputa fuori il pallone, velocissima la numero 6 della Futurosa Trieste con Milagros che era penetrata veramente facendo danni in casa a Treviso, palla che però è fortunatamente terminata fuori per quanto riguarda Treviso e quindi può riprendere e giocare questa rimessa e portare avanti il pallone ancora con Benedetta Bocchetti che è entrata nel vivo del match da pochi minuti, poi cerca di avere il pallone, non gli cedono il pallone, attenzione, c'era un po' di confusione perché forse voleva il fallo e c'è un tiro da 3 da lontanissimo perché molto più lontano della linea dei 3 punti, quindi un bel bottino questo che porta Treviso a -5. Prova ad accorciare, prova ad allungare ancora ma non ci riesce Trieste e allora porta in avanti la palla alla formazione casalinga con bene questa girata, Bocchetti ancora, ottima Bocchetti che trascina le sue, va a -3 per quanto riguarda la formazione di Treviso che ha accorciato decisamente, ha avuto un ottimo momento, attenzione al tiro di questa Marisol Bazzara che da quando è entrata ha fatto male veramente alla formazione trevigiana e allora una manciata di secondi per chiudere il primo quarto, vediamo se chiude con palla in mano oppure se riesce ad andare al tiro, vorrebbe andare al tiro da 3, non ci riesce e allora bloccata, perde palla, poi si fermano un po' tutti e in effetti hanno ragione perché la palla poi è stata persa in malo modo, voleva il fallo, non è stato così, allora si chiude il primo quarto 20-15 per la formazione di Trieste, quindi Trieste chiude il primo quarto in vantaggio per 20-15, a tra poco per la seconda parte.
Stanno per rientrare in campo le due formazioni, le due squadre che si stanno dando battaglia qui alla Pala Pascale di Treviso per il campionato di Serie A2 femminile. E nel girone B abbiamo Futurrosa Trieste, oggi qui impegnata al Pala Pascale contro la formazione di casa, ovvero la IVMA Treviso, che è sotto per il momento. Il primo quarto è stato concluso a vantaggio 20-15 a vantaggio del Futurrosa Trieste. Adesso vedremo nel secondo quarto, prima di arrivare appunto all'intervallo lungo, che cosa succederà in questa seconda frazione di gioco. Pronti a partire. 20-15 il risultato, con, vi dicevo appunto, Trieste in vantaggio di 5 punti. Buono il primo attacco per la formazione di casa, che però non riesce a concretizzare con Benedetta Bocchetti. È entrata bene in partita quando è stata chiamata dal suo tecnico a sostituire la compagna. Buona la palla conquistata a terra, riescono in qualche maniera ad avere ragione le triestine, che poi sprecano il pallone, però era molto difficile da terra, e molto difficile è stato anche la ripartenza, perché Jacquot ha cercato con un passaggio alto, in questo caso, di servire la sua compagna lì davanti, non c'è riuscita, palla che è terminata fuori, e quindi può ricominciare Micoli a far viaggiare le sue. Kaczynski, che è rientrata, però sul campo è rimasta è buona questa entrata di Kaczynski, però non fortunata per quanto riguarda la realizzazione del canestro, quindi ancora non ci sono stati canestri in questa prima parte del secondo quarto. Prova a manovrare ancora Jacquot, gira tutto il pallone, bene, è entrata molto bene la capitana Streri, che va a depositare nel canestro 2 punti importanti. Poi c'era il fallo sul numero 21 Marisol Bazzara, che viene richiamata anche dal suo coach Andrea Mura, che va subito alla sostituzione. Fuori il numero 24, fuori Eleonora Cressati, che era rientrata in precedenza, e dentro la numero 30, mi pare Sofia Ravalico. Va dalla lunetta una delle giocatrici per il momento, Marisol Bazzara, che si è maggiormente distinta da quando è entrata in campo. Adesso è stata richiamata dal suo tecnico in precedenza, non gli era piaciuto a Mura quello che aveva scelto appunto la giocatrice. Adesso immaginiamo che non sarà contento nemmeno per questi due tiri sbagliati, tiri liberi sbagliati. In effetti ha richiamato nuovamente Marisol, perché voleva una marcatura più asfissiante sul portatore di palla, e adesso però Treviso può provare a ragionare un attimino facendo girare palla. C'è il fallo commesso dal numero 8 triestino Teresa Donato, fallo. Fuori il numero 14 la capitana Costanza Micoli, dentro la numero 17 Zala, che ritorna nel quintetto base. Ancora per Treviso il tiro, ed è un ottimo tiro da 3. Edita Falznik, che va a centrare 3 punti che riportano la parità alla formazione di Treviso e la formazione di Trieste. Kaczynski, che cerca e trova la sua compagna, che poi sceglie di mettersi in proprio ed andare in penetrazione. Subisce il fallo, dice l'arbitro, da Elena Streri, e allora si andrà con una rimessa dal fondo per questa palla. 20-20, situazione di parità. Attenzione con il tentativo di tiro da 3, poi ci ha ripensato, ed è il numero 30 Sofia Ravalico, è buono. Ancora 3 punti nella casella appunto di Trieste, 23-20. In avanti ancora Streri, marcata bene da
Marisol gira altrettanto bene questa palla, il tiro da 3 è lungo purtroppo però, e allora può ripartire la formazione di casa con Sofia Ranalico, che però non riesce a concretizzare il bottino e a aumentare il bottino, fa viaggiare velocemente la palla molto bene in questo caso, non riesce altrettanto bene il tiro da 3 di Streri, che va sul canestro ma viene ribattuto in campo. Kaczynski, palla che ritorna ancora su Bazzara che prova a mettersi in proprio contro la marcatura della capitana Streri, gira palla, forse c'era effettivamente passi perché mormora il popolo di fede trevigiana, in effetti era così. Adesso va a fermare tutto il numero 30 Sofia Ranalico, che ferma il momento. E allora ci sono 7 minuti da giocare nel secondo quarto, quando ancora Conte manda in campo adesso il numero 22 Svevan Nikora al posto del numero 14 Edita Falencic, fa riposare le sue. Eccola che viene a prendersi il pallone Nikora. Prete, palla ancora manovrata da Treviso, gira bene, vuole il tiro da 3, lo trova, vuole il tiro da 3. No, era da 2 probabilmente, perché c'è stato pestato la linea. Adesso stavo ascoltando il coach Andrea Mura di Trieste, che si è arrabbiato parecchio. Situazione, vi dicevo, in casa Trieste un po' difficoltosa in questo periodo, perché si trova a 0 punti con Belcofin Vicenza e Golfo Basket Alcamo, che sono le 3 squadre che sono a 0 punti in classifica, mentre a 2 punti ci sono Cus Cagliari e poi la Ivma di Treviso, che sono in campo, e poi a 3 la Cefaenza, quindi bisogna giocare insomma su questi risultati e su queste squadre. 23-23, situazione di perfetta parità per il momento, quindi nel secondo quarto, dopo una strigliata di Mura alle sue, squadra già in campo, mentre si attarda un attimino di più la formazione, la compagine di Mario Conte, che va a dare il segnale di rientrare in campo. E allora 23-23 con la palla che è a favore di Trieste. Trieste che riparte con ancora il tentativo di Ranalico di portare palla, attende la posizione delle sue, gira bene per Teresa Donato che prova a mettersi in proprio, viene fermato, fuori ancora la palla con Kaczynski, che allora decide lei di andare in mezzo all'area, cerca il fallo ma non lo trova, e allora può ripartire con attenzione la formazione di casa, ma viene dentro con la numero 7 in maglia bianca che cerca il tiro da 3, non riuscito, palla fuori, ma adesso va a prendersi un fallo importante in azione d'attacco Prete, e allora andrà dalla lunetta, andrà in lunetta Prete sul 23-23 nel secondo quarto qui alla Pala Pascale di Treviso, dove si affrontano per la quinta giornata del campionato di A2 femminile le formazioni di casa l'Ivma Treviso e Futurrosa Trieste. Sbaglia il primo tiro libero e allora Benedetta Bocchetti cerca e trova il secondo canestro, portando a 24 i punti della compagine trevigiana, 24-23, un punto di vantaggio. Adesso si è ribaltato momentaneamente l'esito della partita, va dentro molto bene, si gira in area altrettanto bene, mette a canestro Teresa Donato 2 punti importanti che riscaraventano di nuovo ancora in vantaggio la formazione triestina, 25-24. Brava Streri che poi si mette le mani sul volto perché ha sbagliato una palla facilissima. Poi dall'altra parte sbaglia anche la formazione triestina, che fa arrabbiare nuovamente ancora il coach Mura. Tutto in avanti, ferma, ci vuole ragionare un attimino Prete, anzi è Bocchetti per
la numero 7 di casa, Jacquet che vuole e riceve palla molto bene, ed è buono il canestro di Svevanikora che porta a 26 il bottino per Treviso. 26-25, 4 minuti e 59 alla sirena del secondo quarto. Molto bene, canestro, e c'è anche il fallo, presumo. Un po' indiavolato Mura, perché sa che insomma le sue atlete devono essere sempre spronate, sempre chiamate ad essere vigili in campo. 27-26, le triestine sono ritornate in vantaggio di una lunghezza, ne va Kaczynski in lunetta. Kaczynski in lunetta per trasformare. 4,54 da giocare, e trasforma anche il tiro aggiuntivo. 28-26, 2 lunghezze di vantaggio per Trieste, partita che ancora non ha preso. Aveva preso prima una svolta positiva per Trieste, poi è riuscita a raggranellare e a pareggiare i conti la formazione trevigiana molto bene, e adesso è di nuovo sotto con Bocchetti, che si sta dimostrando veramente entrata in campo molto bene. 28 pari, ancora situazione nel secondo quarto per la compagine triestina. Adesso Kaczynski, che è il numero 17 Zala, che scarica su Milagros, che va a mettere dentro questo pallone che riporta Trieste a 31. Attenzione, riesce in qualche maniera a riconquistare palla e a non perderla in una posizione. C'è il fallo di Kaczynski che si accusa subito per il fallo commesso, e allora c'è palla a favore di Treviso, con Micoli che rientra in campo per Teresa Donato. Ecco la capitana Micoli che rientra in campo. C'è una rimessa da effettuare ed è per Treviso, con la numero 4 Fabiana Prete. Buono tentativo di giocare, ancora va il tiro da 3, il canestro ancora che non accetta il pallone di brava Micoli, velocissima in questa trasformazione. 33-28, riguadagna 5 punti di vantaggio la formazione triestina, è un po' bloccata lì. Poi c'è il fallo di Micoli, c'è il fallo della capitana Costanza Micoli, che concede alla compagine di Treviso di andare in lunetta per la trasformazione di 2 tiri liberi. E allora vediamo la numero 22 in maglia bianca trevigiana, Svevanikora, che mette dentro il primo, qualche affanno, però la palla termina dentro. E allora secondo tiro libero per Nicola. È corto questa volta, e allora palla però che viene riconquistata sul rimbalzo ancora da Treviso. Si arrabbiano la parte opposta della panchina. Molto bene, peccato ancora, è un bel taglio di campo da parte di Jacquot, che però non è stata fortunata con la trasformazione. Qui poi un po' velleitaria la ripartenza di Trieste, che in effetti subisce ancora una volta la sfuriata del suo coach, con questa volta a farne le spese una delle giocatrici più interessanti fino a questo momento di Trieste, ovvero Milagros, che va a cercare di riconquistare la palla in marcatura aggressiva sulla sua avversaria. Prete che poi fa liberare ancora Bocchetti, poi il numero 22, ma scadono i secondi utili per andare al tiro, e allora c'è ancora la possibilità di mettere dentro questa palla entro i 24 secondi per Trieste. Vediamo
2 minuti e 56 al termine del secondo quarto. Attenzione, la marcatura buona in difesa da parte, si libera altrettanto bene Kaczynski, fa girare bene palla la compagine triestina, poi in qualche maniera riesce a riconquistarla ancora Trieste, allora tiene lì davanti ancora, è sotto pressione la compagine di casa, al tiro da 3 ma non riuscito la numero 17 Zala, poi conquista palla la difesa di Treviso che si riporta dalla parte opposta dell'azione, quindi viene in avanti ancora con Prete che si ferma, va al tiro e la mette dentro con estrema tranquillità. 31esimo punto per la formazione di casa, 33-31, 2 lunghezze di vantaggio per Trieste che prova ancora, aveva provato ad andarsene, è stata rintuzzata e adesso rigioca ancora. 33-31, questo è un bellissimo taglio, una bellissima smarcatura da parte della giocatrice con il numero 17 sulle spalle, Zala, con bene, attenzione a Bocchetti che deve passare dalla parte opposta del campo, guadagna un fallo perché Milagros è costretta al fallo per fermare appunto l'avanzata della play di casa che va alla trasformazione. Va ai tiri liberi, il pallone era rimasto nella parte del campo di Trieste, nessuno si è sognato di spingere il pallone lì e adesso insomma se è andata a prenderla proprio colei che andrà al tiro e che cercherà la trasformazione, ovvero Benedetta Bocchetti. Buona la sua entrata in campo in questa gara, in questa partita, sbaglia il primo tiro libero. 35-31 sempre per la formazione di Trieste, ancora avanti di 4, mette dentro questo e quindi sono 3 lunghezze recuperabilissime per quanto riguarda Treviso che deve provare a stringere i denti adesso per rimanere a meno 1,38 dalla fine del secondo quarto. È rientrata Marisol, intanto Bazzara, il tiro dall'angolo non riesce ancora Marisol Bazzara che con un guizzo si libera molto bene, agilissima questa ragazza, tra l'altro un furetto veramente velocissima e quindi è riuscita a guadagnare una rimessa dal fondo che sembrava impossibile, ce l'ha fatta e allora vediamo come porterà palla, sì, la fa girare fuori Kaczynski e ancora Marisol che prova a mettersi in proprio, Kaczynski viene stoppata molto bene, stoppata un bel lavoro sotto la plancia per quanto riguarda Treviso che prova a ripartire con Bocchetti dalla parte opposta, 1:04 da giocare per quanto concerne il secondo quarto. Jacot che prova a trovare e trova Bocchetti, palla fuori e c'è il fallo fischiato alla giocatrice trevigiana, al numero 14 Edita Falenzik che ha commesso il fallo concedendo palla quindi alla formazione di Trieste che adesso vediamo con palla in mano per cercare di chiudere questo secondo quarto e rimanere appunto davanti. Blocca ancora il tentativo di entrata da parte di Treviso, 35-32, 3 lunghezze, vediamo cosa si inventa Trieste per chiudere questo secondo quarto. Micoli per il numero 17 Zala Slot che cerca di entrare, riesce e serve molto bene Kaczynski che aggiunge 2 punti ancora alla compagine triestina. 37-32, sono 5 lunghezze di vantaggio per Trieste sul finire di questo secondo quarto. Buona questa azione con il tentativo riuscito tra l'altro di Fabiana Prete, un tiro da 3 che avvicina ulteriormente, 37-35, meno 2, quindi tutto da giocare, tutto giocabile, tutto possibile chiaramente per quanto riguarda la ripresa. Il tiro da 3 di Marisol che non entra e quindi si chiude il secondo quarto con
Trieste è ancora in vantaggio per 37-35, però buona la risposta di Treviso in questo secondo quarto. Trieste aveva cercato di allungare in più di un'occasione, poi però Treviso è riuscita in più di un'occasione a rimontare il tutto e a riportarsi sotto e a riportarsi in zona di galleggiamento, nessun problema. Sono 2 i punti da ricominciare e da ricucire, 37-35. Andiamo all'intervallo lungo.
Rientriamo in collegamento dal Pala Pascale di Treviso per il secondo tempo che sta per iniziare della gara tra la formazione di casa, ovvero l'Ivma Treviso, e la compagine della Futurosa Trieste, che per il momento è avanti di 2 lunghezze dopo i primi 2 quarti, 37-35 il bottino collezionato dalle due formazioni, che adesso attendono il fischio degli arbitri per rientrare in campo e per dare inizio appunto al secondo tempo di questa gara, che, come dicevamo in sede di presentazione iniziale, insomma riveste importanza per entrambe le formazioni. A 0 punti c'è la compagine di Trieste, a 2 punti di vantaggio invece la formazione trevigiana, quindi è importante sicuramente andare a conquistare punti preziosi quest'oggi qui sul campo del Pala Pascale, soprattutto, e lo diciamo, qui parliamo un po' da tifosi, insomma, per quanto riguarda la formazione di casa, la Ivma Treviso. Si attende il fischio dell'arbitro e la rimessa in gioco di questa palla e poi iniziamo. Arriva la sirena e può iniziare il secondo tempo tra Treviso e Trieste. Palla giocata subito da Trieste, che cerca di velocizzare per cercare l'appoggio subito per la numero 17, non riuscito in precedenza, è rimasta in quintetto Marisol Bazzara, quindi, che aveva fatto bene nei primi 2 quarti. Porta avanti palla Treviso, il tentativo di andare a canestro riesce per la numero 14 Edita Falensic, che ha trovato un ottimo canestro che riporta in situazione di parità la compagine trevigiana, 37-37. Replica subito Trieste con Bazzara, ancora palla che viene a girare molto bene Kaczewski, altrettanto bene va a posizionare in canestro questo pallone. Forse c'era un fallo lì, in questo caso l'arbitro lascia correre, va ad incunearsi in mezzo a 2 giocatrici adesso triestine, e in effetti ora l'arbitro, ricordo gli arbitri sono i signori Filippo Cavinato e Mattia De Rico, ai 24 Riccardo Bonato, al referto elettronico Sara Viberti e al cronometro Francesca Zecchinato. Tenta di andare a canestro la compagine trevigiana, poi un'incomprensione tra Jaco e la numero 14 Edita Falensic, che si guardano un po' così, perché il pallone è sfuggito via e non ha concretizzato nulla in questo esatto istante. Gira invece Trieste molto bene, 37-39, passi per la numero 6 Milagros. Primo tempo molto buono per Milagros. Manovra e viene a superare la metà campo il numero 4, la capitana Fabiana Prete, la giocatrice Fabiana Prete, che adesso va sulla capitana. Buono il taglio di campo, il tiro da 3 non riuscito, ma riprende palla Prete, riprende palla sì, c'è un fallo fischiato a Streri. Fischiato un fallo a Streri, se ne chiede Lumi, la capitana di Treviso, si arrabbia un po' il pubblico di marca trevigiana. L'arbitro comunque ha già fischiato, 39-37, 2 punti di vantaggio ancora per la formazione di Trieste, che con Kaczewski prova a manovrare, palla, buona la difesa per quanto riguarda Treviso, poi palla riguadagnata dalla formazione triestina, che scaraventa fuori questo bel taglio, palla che poi sotto le planche viene conquistata dalla formazione di casa, e allora può ripartire, ma poi la perde questa palla, un po' sanguinosa, poi palla gettata in avanti così, un po' sanguinosa questa uscita in tentativo. Bello, tutto buono e tutto bello per Trieste, questo passaggio tra la numero 6 Milagros e la numero 17 Zala, che porta altri punti in casa triestina, 41-37, riguadagna ancora 4 punti di vantaggio la formazione di Trieste. Adesso subisce il fallo
di Marisol Bazzara, fallo sulla capitana Elena Streri che trascina le sue. Adesso c'è Fabiana Prete pronta a prendere il pallone, poi c'è un richiamo, mi pare, da parte, sì, un richiamo da parte dell'arbitro a Mura, il tecnico, il coach appunto di Trieste, che nel primo tempo aveva addirittura chiesto scusa a lui per aver alzato il tono di voce, adesso probabilmente non se n'era accorto, insomma ha cambiato. Scadono i 24 secondi per andare al tiro, non ce la fa, buona la difesa di Trieste per quanto riguarda la conquista palla riuscita. Micoli che fa ripartire le sue con Trieste che prova l'azione d'attacco, viene ed esce Kaczynski, ancora Marisol Bazzara, poi Micoli ancora, gli ritorna la palla, in velocità, vengono dentro molto bene Zala, e quindi c'è altro punto collezionato, altri 2 punti collezionati da Trieste, 43-37. Stavo osservando ancora Mura che proprio a 2 centimetri dal volto delle sue giocatrici ha urlato tutta la sua rabbia perché non era contento della marcatura che stava effettuando appunto la sua giocatrice. Buona invece Micoli, buona Micoli che mette dentro altri 2 punti importanti per Trieste, 6 lunghezze di vantaggio raggranellata da Trieste, con adesso Treviso che prova a reagire, 6 minuti da giocare, 5,59 per l'esattezza, ancora un pallone gettato, sì, c'è Costanza Micoli che commette il fallo, vediamo, numero 14 mi pare, è il secondo fallo per Micoli. Secondo fallo per Micoli per quanto riguarda Trieste, che adesso sta in difesa per cercare di bloccare il tentativo di entrata, ed è riuscita Kaczynski a fermare la capitana di Treviso. Buona la palla con Micoli che la tiene sotto, la tiene ancora per giocarla, 13 al termine, brava Micoli che si gira bene e mette dentro questi 2 punti importanti, 47-39, vola a +8 la formazione triestina, trascinata anche dai suoi allenatori e accompagnatori sulla panchina. Con 47-39 torna a +8 la compagine triestina, vi dicevo, con il tentativo di andarsene ogni volta da parte di Trieste. Lo abbiamo già visto nel primo tempo, vedremo se sarà la stessa cosa adesso e se soprattutto Treviso sarà in grado di ricucire lo strappo che ogni volta, primo quarto, secondo quarto e adesso anche nel terzo quarto, Trieste è stata in grado di portare appunto ai danni della formazione trevigiana. C'è Mario Conte, il tecnico di Treviso, che è inginocchiato davanti alle sue ragazze e vuole il massimo impegno naturalmente per questa partita, per questa gara. Come vi dicevo, è una gara importante per entrambe le formazioni che vogliono naturalmente togliersi via al più presto da quella situazione di classifica e soprattutto guadagnare e raggranellare punti importanti anche in vista poi dei prossimi incontri che arriveranno nel campionato di Serie A2 femminile, un campionato che, come abbiamo sentito anche 2 settimane fa, 15 giorni fa qui in casa con le interviste ai 2 coach, è un campionato molto particolare, molto strano, ma sicuramente più difficile degli ultimi anni. Sto osservando Bocchetti che tiene palla in qualche maniera, è riuscita anche cadendo a tenerla, con Prete che prova ad inserirsi, buono il taglio ma anticipato e visto bene dalla difesa di Trieste. Micoli che serve Kaczynski, poi i passi di Kaczynski
però in questo caso Mura era contento perché la velocità era buona da parte della capitana Miccoli e da parte di Kaczynski, che sotto le planche insomma si fa sentire. Viene in avanti Falznik, gira bene la palla questa volta, però non viene concretizzato il tiro e la realizzazione di Treviso, che adesso è costretta a ritornare sui suoi passi e quindi prova a arginare l'attacco. Attenzione a Miccoli che fa girare il pallone tutto dalla parte opposta, sceglie la penetrazione e molto bene Milagros Kaczynski. È un taglio molto bello e molto importante che regala altri punti a Trieste. 4:24 da giocare, 49-39, adesso sono 10 i punti raggranellati da Trieste. Cambio nelle file proprio di Trieste, che fa rientrare Kaczynski in panchina e fa ritornare in campo la numero 8 Teresa Donato, che è la partita nel quintetto di base ad inizio partita, ad inizio gara. Bocchetti per questo tiro di Prete dalla lunghissima distanza, 3 punti importante che riduce ancora lo svantaggio, lo riduce a 7 lunghezze. Si riporta sotto Treviso come ha fatto nei precedenti 2 quarti, e allora attenzione adesso con Treviso che difende, Mazzara che va al tiro, però il tiro non è perfetto e quindi può riguadagnare palla la compagine trevigiana, che poi si scaraventa tutto dalla parte opposta con Bocchetti, sicuramente una delle più interessanti anche questa oggi. Prete che non trova più il pallone, l'ultimo tocco, come dice l'arbitro, è a favore delle trevigiane. C'è un cambio in casa Treviso, fuori la numero 14 Edita Falznik, dentro la numero 7, se non erro, sì, la numero 7 Marta Buranella, che quando è entrata anche nel primo e nel secondo quarto ha fatto bene. Altrettanto bene Prete con questo tiro ancora dalla lunga distanza, 49-45, si riduce da 10 a 4 lunghezze, quindi ancora una volta Treviso ricucisce, prova a ricucire lo strappo, ci è riuscito nei primi 2 quarti, adesso vediamo in questo terzo quarto. Anche in questo caso sì, la palla era terminata fuori perché aveva il piede che toccava la linea, quindi nulla di fatto. 49-45, ancora si spreca un'azione importante la compagine triestina, e Mura se la prende ancora una volta con Mazzara che lo guarda un po' così. Prete, vediamo se andrà nuovamente al tiro Prete dalla lunghissima distanza, visto che è stata premiata in più occasioni, invece sceglie di entrare dentro in penetrazione. Voleva il fallo, non subito, non toccata, quindi nulla di fatto. Ancora una volta dalla parte opposta in velocità va a prendersi 2 punti Teresa Donato, 2 punti importanti che riportano avanti ancora 51-45 la formazione di Trieste. Allora ci prova Bocchetti, che poi si ferma, torna indietro, cerca una compagna libera, la trova sulla linea dei 3, ma attenzione a questa palla che stava per sfuggire. Poi c'è il tocco della numero 6 triestina, ovvero di Milagros Mazza, che va a toccare la giocatrice di casa trevigiana e che la manda in lunetta per 2 tiri dalla lunetta, 2 tiri liberi. 51 Trieste, 45 Treviso. Trasforma il primo, 46. E adesso il secondo. 46, c'era entrata in campo una giocatrice in precedenza, quindi si ripete. 51-46, vediamo il secondo tiro, questa volta lo mette dentro Baranella e allora bene. 47, quindi siamo a 4 lunghezze, ancora ricucito parzialmente lo strappo. Miccoli che ci riprova ad allungare con le sue compagne.
Bene, Micoli che è totalmente quasi libera sotto canestro, non riesce però a mettere dentro questa palla, guadagna soltanto 2 tiri liberi che andrà ad effettuare tra pochi istanti. 2 minuti e 3 secondi al termine del terzo tempo. Mette dentro Micoli il 52esimo punto per la sua squadra. Secondo tiro libero. E Micoli mette dentro anche il secondo suo tiro libero personale, 53-47, quindi sono 6 le lunghezze ritornate per quanto concerne la compagine di Trieste, che prova di nuovo ad allungare. Prete, buona dai 3, attenzione con questa palla riconquistata, poi deve girare in qualche maniera perché sono 2-1, attenzione, ancora la difesa di Trieste alla meglio, non permette agli avanti della compagine di casa di andare al tiro in tempo utile, quindi esaurito il 24esimo secondo si fischia e quindi si riparte dalla parte opposta con Trieste. Micoli che poi decide di mettersi in proprio tutto da sola, sbaglia il pallone che viene riconquistata però ancora proprio al limite, mancava un secondo ma riesce in qualche maniera a giocarla, poi ancora una ripartenza veloce molto bella fino ad un certo punto, poi pallone altissimo per la giocatrice numero 7 di casa Marta Buranella, che non riesce a prendersi il pallone di Benedetta Bocchetti, quindi nulla di fatto, ancora 53-47, 1 minuto e 03 da giocare al termine di questo terzo quarto. Altri 2 punti collezionati da Trieste, 55-47, Jacquot, Prete, Jacquot prova a mettersi in proprio, vede molto bene, entra dentro, sotto, brava la numero 22 di casa Sveva Nicora, che va a segnare e a prendersi anche l'aggiuntivo, quindi 40 secondi da giocare con il tiro aggiuntivo per quanto riguarda Treviso, che potrebbe portarsi con questa trasformazione a quota 50, rimanere non ce la fa, 49-55, attenzione, porta l'ultimo attacco, uno degli ultimi attacchi la formazione di Trieste con questo tentativo di manovra, velocizzare, poi decide di andare da sola e trova lo spirito giusto e lo spiraglio giusto. 49 sono i punti di Treviso, 57 sono quelli di Trieste, e allora tutto dalla parte opposta in velocità, perché altrimenti non riusciamo a chiudere. Mancano, sentite il conto finale, il tentativo cercato non riesce, allora rimane 57-49, 57-49 ancora una volta per Trieste, che conduce e ha condotto tutti i 3 quarti, e adesso ci apprestiamo a giocare l'ultimo quarto, scusate.
IVMA Treviso è già in campo e così pure anche Trieste, Futurosa Trieste, e quindi le due compagini sono pronte per giocarsi al meglio questo ultimo quarto che andrà a decidere la gara qui alla Pala Pascale di Treviso tra IVMA Treviso e Futurosa Trieste. Per il momento la cosa sorride alla formazione triestina, 57 per Trieste, 49 per Treviso. Ecco gli ultimi 10 minuti di questo ultimo quarto appunto da giocare, con il coltello tra i denti in questo caso, perché bisogna cercare di portare a casa una vittoria importante. Prete non controlla la palla nel palleggio, palla che termina fuori, quindi a favore della formazione triestina c'è il cambio in casa Treviso, fuori proprio Prete, dentro la numero 0, ovvero la capitana Streri. C'era un errore di segnalazione da parte dell'arbitro, chiede scusa l'arbitro che era stato un po' assalito verbalmente dal tecnico Mura di Trieste, poi che ha chiesto scusa anche lui. Kaczynski sotto canestro che lotta per conquistare la palla, non riuscito questa volta, e allora può ripartire dalla parte opposta appunto Treviso per portare palla, ma c'è qualche difficoltà sulla manovra e sullo sviluppo del gioco. Vediamo con Bocchetti, brava Bocchetti, purtroppo poi la conclusione non è delle migliori. Kaczynski che si ferma, aspetta l'arrivo delle sue, va a pressare, va ad alzare alto il tiro ancora dalla linea dei 3 punti. Buono, può ripartire Treviso con Bocchetti, una delle ultime sicuramente a mollare, ma una delle più incisive e delle più vogliose naturalmente per trovare e giocare sempre ad alti livelli. Brava la capitana che non riesce a concretizzare, a trovare i 2 punti subito, però guadagna il fallo. Streri che va dalla lunetta. Treviso ha 49 punti, deve per forza andare a segnare questi 2 tiri liberi, con la capitana Streri che mette dentro il primo e porta Treviso a 50, è un po' una quota che non arrivava mai dal terzo quarto. 51 e allora sono meno 6 per Treviso da rimontare. Ancora in avanti la compagine di Trieste, Kaczynski che lavora sotto le planche, ma lavora molto bene in azione difensiva anche Falcinski. Il tentativo di girare palla poi non tenuta dalle trevigiane che possono ripartire, con ancora il tentativo di Jacquot che non va a compimento, nulla di fatto, ripartenza veloce per quanto riguarda Trieste, sbaglio ancora. Sono stati degli sbagli da una parte e dall'altra che hanno permesso appunto a Treviso di provare a ripartire. 18 secondi da giocare con Bocchetti che serve molto bene, poi fuori per il tiro da 3, che si alza, si perde questa palla, poi lotta come una leonessa sotto il canestro la numero 19 Elea Jacquot per quanto riguarda Treviso. Cambio con Bocchetti che va a respirare perché sta correndo veramente tantissimo, e Fabiana Prete che rientra in campo. Cambio anche nelle file di Trieste, con 2 giocatrici buttate dentro nella mischia da parte di Mura, 57-51 più 6 di vantaggio per Trieste. Manovra ancora Trieste, vorrebbe il tiro da 3 ma non se la sente, allora prova a far viaggiare ancora Bazzara. Sì, adesso sì, con questo tiro del numero 8 Teresa Donato che però non va. E allora Miccoli ci prova, Kaczynski sotto rete lavora, ma poi la palla gliela strappano via letteralmente
gliela strappano letteralmente, poi un fallo, Kaczynski ancora, spinta, vediamo se qui c'è il fallo per quanto riguarda appunto, c'era Miccoli che voleva il fallo precedente, che voleva, infatti adesso si sta parlando con l'arbitro perché lo voleva in precedenza il fallo che adesso è stato dato a Kaczynski con 7 minuti e 06 da giocare. Chiaramente il tempo si ferma in questi time out, in questi tiri liberi, e c'è addirittura la capitana della formazione di casa che è andata a prendersi la scopa per asciugare il parquet e adesso sta provvedendo lei, insomma. Tutti gli altri hanno guardato, insomma, brava la capitana che oltre a capitanare la formazione appunto trevigiana ha pulito anche questa parte del parquet in questa occasione. Al tiro Kaczynski mette dentro il primo tiro libero, 58 punti per la formazione triestina. Ancora Kaczynski dalla lunetta, 58 rimane invece il punteggio per Trieste, con un Prete che chiama lo schema, viene servito ancora Prete, inseguita da Marisol Bazzara. Il tiro da 3 non va dentro, però guadagna Jacquot il rimbalzo. Adesso può Buranella, vediamo, si sceglie di entrare, deve andare al tiro da lontanissimo, palla che non trova il canestro. 58-51, rimane tale il vantaggio di Trieste, però ha difeso bene Trieste in questa occasione. Prova a ripartire con la coppia Miccoli-Bazzara che portano avanti il pallone. Alla parte opposta trova Teresa Donato e allora il 17 sulla maglia per Zala con Marisol Bazzara che tiene palla. Kaczynski va al tiro da 3, non riuscito. Poi ancora palla riconquistata da Trieste, Kaczynski si muove bene, Miccoli quasi dall'angolo, non è da 3 ma è da 2, va a 59, secondo me andava a 61, 58, vabbè. Allora 60-51, sono 9 le lunghezze di vantaggio per quanto riguarda la formazione di Trieste, che prova nuovamente ad allungare anche in questo quarto ed ultimo quarto. Al tiro da 3, ottimo Prete che mette dentro un'altra bomba che porta Treviso a 54, a meno 6, 5:37 nell'ultimo quarto, tutto da giocare, non deve mollare Treviso. Miccoli con Kaczynski che guadagna ancora palla sotto la plancia, fallo del numero 7 di casa Marta Buranella, che ha provato a contrastare la possanza fisica di Kaczynski, non è riuscita e ha commesso il fallo e allora va in lunetta Kaczynski con il primo tiro che viene sbagliato. Rimane a 60 Trieste. Mette dentro il secondo e va a 61, cambio, fuori Kaczynski e dentro la numero 6 Milagros, un po' il cambio che abbiamo visto anche negli altri tempi. Prete si affida a lei, Conte, anche per le bombe da 3 che abbiamo visto essere precise questa sera. Jacquot, Prete, c'è il fallo di Milagros, no, è fallo contrario e quindi nulla di fatto, un fallo in attacco fischiato a Treviso. 61-54, prova e continua a macinare Trieste.
quindi in avanti ancora, ottimo il salvataggio in difesa, poi niente da fare, ma è ancora la difesa di Treviso che ha la meglio. Attenzione a questa ripresa, infatti si arrabbia un po' Streri perché vorrebbe un pochino più di calma anche e soprattutto nell'impostare l'azione di gioco con, va bene sì la velocità, però qui c'è stata un po' anche di imprecisione, nulla di fatto, quindi persa un'ottima occasione a 4:49 dal termine con la formazione triestina davanti ancora 61-54, tiro da 3 della numero 8 Teresa Donato che va a canestro, 64-54, ritornano 10 punti di svantaggio per la formazione trevigiana di Mario Conte che manda sulla sedia del cambio un'altra giocatrice della numero 22 Sveva Nicora in campo per la capitana Streri. 64-54, 10 punti di svantaggio, tutti da rimontare e bisogna farlo da parte di Treviso. Giacuò che entra dentro, è buono e guadagna anche il fallo. Buono. 56 con i 2 punti e c'è il tiro aggiuntivo per Giacuò, quindi può accorciare nuovamente, può riportarsi sotto, andare a -7, vediamo. Mette dentro questo pallone molto bene, 57 Treviso, 64 per Trieste, 4:17 da giocare. Attenzione a questo tiro da 3 che fortunatamente per Treviso non va dentro e allora prova a ripartire, ci riesce, passa la metà campo ancora con una marcatura assillante da parte del play avversario, brava, però palla che termina non in canestro e quindi ancora può ripartire la formazione ospite Trieste che prova a velocizzare ulteriormente con Mario Conte che chiama a tutta voce la difesa di Treviso, tutto girato il pallone, poi la costringe quasi ad uscire, palla che secondo me era uscita, aveva toccato la linea, poi l'arbitro era lì a due passi, un altro fallo lasciato correre e ancora un fallo in entrata, secondo me un po' benevoli la coppia in questa occasione, un po' benevola. Ha lasciato andare due falli che potevano essere fischiati. Ancora Trieste a 3:14 dal termine della gara con 7 punti di vantaggio, 4 secondi da giocare per andare al tiro. Ci va Milagro, se trova anche il punto, 3 punti per la Marisol Bazzara che mette dentro 3 punti importantissimi, 67-57, ritorna a +10 ancora a Trieste e allora Treviso deve per forza rimontare, prova e ci va ancora, brava la Jacquot che mette dentro altri 2 punti importanti, 59, adesso bisogna realizzare a tutti i costi l'aggiuntivo. Rientra intanto Kaczynski al posto di una stanchissima Miccoli che ha faticato in questa gara, la vediamo in panchina, e questo è un punto sprecato, buttato. 59-67 e allora si provano a far sentire i trevigiani al Pala Pascale. Fallo del 22 dice l'arbitro, fallo di Sveva Nicora che sotto rete, sotto la retina del canestro commette fallo e quindi permette alla giocatrice Quintala Kaczynski di andare a tirare questi 2 tiri liberi. Il primo lo sbaglia Kaczynski, si attende che la giocatrice di casa si allacci le scarpine e allora Kaczynski ancora, 2:33 da giocare, tempo fermo chiaramente, sbaglia anche il secondo fortunatamente per Treviso e allora adesso bisogna fare sul serio perché il tempo è sempre meno e quindi bisogna provare a ricucire ulteriormente un altro stappo importante di Trieste. Prete gira, Jacquot sotto, viene anticipata, trova il fallo, sì. Ecco, questa volta c'era questo intervento difensivo
time out richiesto da Mura, che ci vuole ragionare un attimino, ci vuole pensare sopra, perché poi alla ripresa del gioco insomma bisognerà giocarla intelligentemente per mantenere un discreto vantaggio senza andare a soffrire nella parte finale del quarto tempo. Vi ricordo si sta giocando il quarto tempo, quindi tempo finale qui al Pala Pascale di Treviso, 67 per Trieste, 59 per Treviso. Ricordo, l'abbiamo detto all'inizio della nostra telecronaca, 0 punti per Trieste in classifica, 2 punti invece per la IVMA di Treviso. È importante, sarebbe importante collezionare altri punti naturalmente, perché il campionato comincia a diventare chiaramente importante. Rientrano in campo le trevigiane e al suono della sirena rientrano in campo anche le triestine, che sono richiamate dalla coppia arbitrale dopo il time out speso da Andrea Mura, il coach di Trieste. E allora vediamo Edith Falsnik che mette dentro il primo tiro libero, 60 a 67 per quanto riguarda Trieste. Sbaglia il secondo tiro libero, purtroppo rimangono 7 i punti di vantaggio di Trieste. Attenzione, adesso bisogna difendere alla morte. Per quanto riguarda, è ritornata in campo anche Micoli, la capitana di Trieste, prova a tenerla fuori, 8-7, vediamo se riescono. Si è liberato questo dal fondo, poi per fortuna, ma è brava, sì, qui ha guadagnato un ottimo rimbalzo Kaczynski, che mette dentro questi 2 punti fondamentali ed importanti, 69 a 60, 9 lunghezze di vantaggio quando mancano 1,39 al termine, al suono della sirena finale. Può giocarla ancora, va a trovare, a cercare i 2 punti, ma non c'è nulla da fare. Poi la palla forse era terminata fuori, ma la riprende, non molla Trieste, 1,26 da giocare, 69 a 60 per la compagine ospite, che sta per espugnare il Pala Pascale. Micoli che sbaglia, e allora può ripartire Treviso con Falezzi che manovra palla, la ridà ancora. Andranno sicuramente al tiro da 3, o quantomeno cercheranno di incrementare il bottino. Ci riesce, 69 a 62 per Treviso, che si è svegliata forse un attimino troppo tardi in questo ultimo quarto. E allora 17-16 da giocare, con Micoli che scaraventa la palla su Milagros. C'è il fallo su Micoli. E allora si andrà a giocare con la rimessa da fondo. No, in effetti c'era Micoli che ha subito il fallo, e quindi 69 a 62 per Trieste, 7 lunghezze di vantaggio per Trieste da tenere. Sbaglia il primo tiro libero Micoli. Secondo tiro libero per Micoli, realizzato, 70 a 62, sono 8 i punti di vantaggio adesso per Trieste. Manca veramente poco al termine della gara, scivola a terra anche la giocatrice di Treviso. 72 a 62, sono 10 i punti di vantaggio di Trieste, che adesso con la numero 6 Milagros aiutano a rialzarsi la Fabiana Prete, una delle giocatrici che ha brillato appunto in questa partita, quantomeno nei primi tre tempi. 10 punti di vantaggio, insomma la partita si è messa più che bene ormai nel finale per Trieste, che quindi andrà a raccogliere questi 2 punti che la portano a raggiungere per il momento Martina Treviso, o meglio IVMA Treviso, con i 2 punti che rimane lì. Cagliari che
la Cus Cagliari affrontava Vicenza a Cagliari, e quindi vediamo cosa sarà uscito da questo risultato. E quindi, però secondo noi insomma c'è questa possibilità che Futurrosa Trieste e IVMA Treviso si ritrovino a 2 punti in classifica questa sera entrambe, e quindi vediamo un campionato ancora da vivere, come ci raccontava 15 giorni fa Mario Conte, il coach di Treviso. Buranella cerca di trovare una compagna libera, la trova in Jacquot che prova a girarsi molto bene, forse c'era un fallo, palla persa, nulla di fatto, e adesso ci sono i passi fischiati a Micoli. 10 lunghezze di vantaggio, 72-62, 72-62 per la compagine triestina, che adesso vediamo come difende questo attacco, uno degli ultimi attacchi appunto di Treviso, con Buranella, trova l'appoggio su Jacquot che subisce il fallo, va in lunetta, cambio ancora con la numero 21 Marisol Bazzara su Teresa Donato. Marisol Bazzara sicuramente interessante come giocatrice, ha dato qualche problemino ogni volta che è entrata in campo fin dal primo quarto. Jacquot mette dentro il punto numero 63, vediamo, trasformazione del secondo che non arriva, e allora 72-63, sono 9 i punti di vantaggio di Trieste per quanto riguarda la gara che si sta avviando verso la conclusione, con un'altra sconfitta per la compagine di casa, che vediamo se riuscirà a fermare questo tentativo di andare a canestro perfettamente riuscito da Kaczynski, che è un po' incontenibile sotto le planche, quindi ancora in avanti. Vediamo palla a morire in mano per Treviso, palla che va, chiude 74-63, quindi 74-63 per quanto riguarda la formazione di Trieste, che guadagna i suoi 2 punti per agganciare appunto Treviso in fondo alla classifica per il momento. Noi ci risentiamo da fondo campo. Mario, che squadra hai visto? Ti è piaciuta? L'altra volta, 15 giorni fa, facevamo i conti appunto di un gioco che ti era piaciuto, non ti era piaciuto, avevate perso, avevate vinto. Questa sera? Questa sera non mi è piaciuto assolutamente il nostro... No, il nostro modo di stare in campo come mentalità, come attitudine. È una cosa che onestamente eravamo lì a 5 punti, 6 punti, sembrava che stessimo sotto di 40. Onestamente non ho mai avuto la percezione, nonostante stessimo provando a fare delle cose buone, senza entusiasmo non è la strada giusta, perché non è assolutamente concepibile avere questa
questa idea di abbiamo lodato, non molliamo le scorse volte, ad oggi l'entusiasmo e cioè la voglia di stare in campo, la voglia di provare a fare delle cose è mancata e onestamente poi si è vista nello score finale, nonostante eravamo lì nel punteggio. Sì, perché voi ci siete sempre stati e perché loro hanno tentato di allungare in ogni quarto e l'avete sempre ripresi, tranne forse una sveglia troppo ritardata in questo ultimo quarto, ma poi con le parole è facile da dire. No, ti ripeto, onestamente nonostante fossimo lì, cioè, si percepiva che non avevamo il giusto mood per vincere la partita, infatti poi alla fine 1, 2, 3, nonostante poi le statistiche ci dicono che sbagliamo una marea di tiri, che potevamo stare avanti, ok, ma questo è un altro discorso, è l'atteggiamento e il mood che dobbiamo assolutamente cambiare. Coach, buon lavoro, perché solo col lavoro si migliora, no? Assolutamente, grazie. A te. Allora, vediamo se c'è Mura dalla parte opposta, se riusciamo ad avere. Buonasera, intanto complimenti. Grazie. Si è sgolato un po', ho sentito. Un pochino sì, ma insomma, per noi è una partita molto molto importante. Venivamo da 4 buone prestazioni, ma anche 4 sconfitte. Infatti oggi in qualche momento si è visto un po' magari qualche, insomma, dico paura di vincere, però ancora qualche troppa disattenzione, anche se Treviso veramente complimenti perché ha punito ogni nostro errore, hanno giocato veramente a viso aperto molto bene, segnando tanti canestri importanti, attaccandoci anche tanto 1 contro 1 con quei quintetti un po' atipici che hanno con, diciamo, con 5 esterne praticamente. Voi avete provato ad allungare ad ogni quarto, poi loro vi riprendevano ogni volta e lì ti sei un po' arrabbiato, visto? Sì, perché appunto facciamo tanta fatica per andare avanti e dobbiamo essere un po' più concrete per concretizzare e chiudere poi, insomma, e concretizzare quel vantaggio, perché se no fai tanta fatica ad andare avanti, ma poi devi fare altra per riprendere la partita in mano. Devo essersi, poi insomma, ultimo quarto siamo stati forse un po' più lucidi anche contro la zona, abbiamo trovato dei buoni canestri sui tagli e siamo riusciti a portare, penso, meritatamente a casa la partita. In sede di presentazione iniziale di telecronaca avevo detto insomma era una partita importante per entrambe, voi per agganciare questa sera ci siete riusciti? Sì, assolutamente, una partita molto molto importante per noi. Treviso ha dimostrato di essere una squadra veramente tosta e che può dare filo da torcere a tutti. Noi avevamo bisogno come il pane di questi 2 punti e quindi li siamo riusciti a portare a casa. Coach, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. Grazie a Coach Mura e abbiamo concluso anche quest'oggi dal palazzetto di Treviso, dalla Pala Pascale di Treviso, dove la formazione di casa purtroppo incappa nella sconfitta, perde 74-63. È tutto, linea allo studio.